Allora, presentati oggi 2 nuovi corsi di autodifesa, l'anno scorso non si sono potuti tenere per via della pandemia, insomma in cosa consisteranno e anche la partecipazione di Donna Chiama Donna. E di Donna Chiama Donna riguarderà soprattutto gli aspetti della violenza sia sul profilo domestico sia sul profilo della violenza esterna, e quindi il ciclo della violenza, i meccanismi della violenza di genere, tendenti a aiutare le donne a riconoscere la violenza e quindi poi a poterne anche uscire con la conoscenza anche degli strumenti che vengono offerti all'interno della rete dal centro antiviolenza e dagli altri enti coinvolti. Ci sarà quindi qualche elemento di diritto, qualche elemento di psicologia e qualche elemento invece proprio relativo all'attività dei centri antiviolenza. Si è parlato anche molto della violenza, delle tipologie di violenza, quali sono i casi più gravi? Per quella che è l'esperienza dei centri antiviolenza, anche sul nostro territorio, indubbiamente la violenza di genere domestica, quindi la violenza da parte del partner. Ci sono dei casi anche di violenza commessa dall'estraneo e molto raramente è un estraneo, è proprio lo sconosciuto. Anche in questi casi di solito si tratta di una persona conosciuta poco prima, con cui quindi la donna pensava di poter avere un rapporto umano normale. L'anno scorso c'era stato il peggioramento dopo un apparente miglioramento, quindi in sostanza diciamo che tra miglioramento apparente e peggioramento effettivo siamo rientrati in media, però non è una situazione che tende a variare granché nel tempo. Anche durante il lockdown? Nel lockdown c'è stato il primissimo periodo in cui le donne non riuscivano proprio nemmeno a denunciare la violenza. Parlo di denunciare in termini tecnici, cioè non tanto ai carabinieri o alla procura, ma proprio a dirlo, a chiamare l'associazione. Dopodiché c'è stato un periodo successivo in cui i casi sono stati molti. Come è stato ribadito, il problema principale poi è l'isolamento. Certo, sì. L'isolamento, l'autostima ridotta proprio ai minimi livelli, che fa sì che le donne pensino di dover subire la violenza in eterno senza mai poterne uscire. Sì, siamo molto felici che finalmente dopo la pandemia ovviamente c'è stato un periodo di stop, ma che però non ha visto il fermarsi della violenza, perché purtroppo sono molto aumentati durante il periodo pandemico i casi di violenza sulle donne. Quindi ecco, noi come comune, siccome siamo la prima faccia cui poi i cittadini si rivolgono, dobbiamo dare la possibilità anche di contrastare questo fenomeno e quindi supportare tutte le iniziative che vanno a contrastare anche poi la violenza di genere. Quindi questi 2 corsi, sono molto contenta che siano ripartiti questi corsi, ci sarà un corso di primo livello e un corso di secondo livello. E ovviamente quello che poi è uscito parlando anche con gli insegnanti è che le donne dovranno sempre cercare di tenerlo aggiornato e continuare a frequentare, quindi anche quello è fondamentale. Noi ovviamente dobbiamo puntare, come Comune di Siena puntiamo a supportare sempre questo tipo di iniziative, ma anche la prevenzione deve venire a 360 gradi, quindi non si può essere, questo è solo una parte del percorso per contrastare la violenza di genere, in quanto questo dà la possibilità, è un women empowerment, quindi non sarà solamente l'insegnare a contrastare la violenza o un imparare a difendersi, ma allo stesso tempo ci sarà un supporto anche psicologico, in quanto anche l'associazione Donna Chiama Donna ha dato la sua disponibilità e il suo supporto. Quindi ringrazio anche il CUS che ovviamente farà questi corsi. E l'unica cosa che posso dire è partecipate, perché sono molto importanti. Noi invece ripartiremo anche con i corsi nelle scuole, perché ovviamente il contrasto della violenza di genere deve partire anche dalle nuove generazioni, quindi che poi saranno i cittadini di domani. Il corso è strutturato in 2 parti. La prima parte c'è un primo e il secondo livello, dove vengono affrontate varie problematiche. Si parla di percezione dello spazio,
si parla di situazioni in cui la donna può trovarsi, si parla di tecniche anche di autodifesa per sfuggire a una presa, e si parla anche di come alcune volte una donna può tirare un pugno per uscire da certe situazioni. Noi si cerca sempre, il maestro non sono io, è Gianni Colombini, il maestro di MGA, si cerca sempre di insegnare la prevenzione sulle situazioni. Chiaramente quando non puoi ci sono delle tecniche particolari da dove si può riuscire. Sarà appunto strutturato in 2 parti. C'è anche una terza parte nell'MGA che vuol dire metodo globale di autodifesa, ma è strutturato per le forze armate, quindi quello non gli si insegna alle donne. Io vorrei in questo momento ringraziare il Comune, l'Associazione Donna Chiama Donna, e vorrei invitare, come ho detto anche prima, a ripartecipare alle donne che già lo hanno fatto. È una cosa utile perché prendere automatismi su queste cose qui è importante, ed è importante anche perché questi corsi, queste attività ti danno una percezione di te stesso o di te stessa differente da quello che uno pensa. Grazie.